Allora, Ermanno, siamo rientrati in studio per affrontare il tema del clima, un tema che è stato l'oggetto, il protagonista, diciamo, dell'ultima fatica, chiamiamola così, di Papa Bergoglio. Sono passati 8 anni dall'ultima enciclica, l'enciclica Il Laudato Si, che si occupava appunto di, come dire, di preservare, di difendere quella che chiama la casa comune, giustamente, e adesso c'è questa esortazione, che è un qualche cosa forse di più semplice di un'enciclica, ma però per Bergoglio la questione climatica è primaria. Beh sì, se vuole sopravvivere in questo pianeta è primaria per lui, ma è primaria per tutti noi. Certo. Allora, a un certo punto Dio ha mandato il figlio per salvare l'uomo. Credo che sia necessario che mandi un altro figlio a salvare la terra, perché sennò non c'è futuro. Con noi abbiamo in questo senso un ospite che ci aiuterà a capire le parole che ha detto il Pontefice. Certo, certo. Saluto e ringrazio Giuseppe Caramazza per essere qui con noi. Buonasera. Buonasera. Grazie a Giuseppe, che è un collega, è stato direttore della rivista Nigrizia ed è un missionario comboniano. Allora, iniziamo da questa esortazione. Allora, spieghiamo anche ai telespettatori che cos'è che differenza c'è tra un'esortazione e un'enciclica. L'enciclica è un documento abbastanza completo, è un trattamento completo di un tema e soprattutto della dottrina sociale della Chiesa negli ultimi anni, mentre un'esortazione, quello che dice il nome, è un invito ai fedeli, ma anche a tutte le persone di buona volontà, a degli atteggiamenti nuovi, trasformativi, che permettono l'avanzare, può essere della fede, ma anche della vita comune, come questo caso. Ecco, Ermanno, sono passati 8 anni dalla Laudato Si. Evidentemente in questi 8 anni il messaggio non è stato recepito, se il Papa ha pensato di, come dire, di tornare a doversi come dire, spendere per questo. Ma dobbiamo essere molto concreti. Tra il dire e il fare, in questo caso c'è di mezzo un oceano, non c'è di mezzo il mare. Per quale motivo? Perché io quando esco di qui monto in macchina e inquino per andare a casa, la stessa cosa fai tu, la stessa cosa facciamo tutti noi, perché ormai il mondo, il pianeta è fatto a misura d'auto, a misura di aereo, a misura di nave e non come una volta a misura di passo d'uomo o al massimo con la velocità di un cavallo. Ecco, allora dobbiamo pensare che dobbiamo fermarci. Ma chi ferma chi? E chi è il primo che si ferma e tutti gli altri poi si fermeranno? Cioè, stiamo parlando, ma sono parole. I fatti sono un'altra cosa. I fatti vuol dire cambiare completamente l'economia del pianeta. Se in Italia le auto si fermano per una settimana, lo Stato fallisce, perché non vanno più a prendere il carburante e le accise del carburante sono il 75%, quindi togliete allo Stato una settimana i 75 miliardi. Quanti miliardi perde lo Stato se non si vende più il carburante? È solo un esempio banale, ma poi tutto il resto, perché naturalmente il problema non è tanto il carburante, il problema è l'energia. E noi di energia ne consumiamo e ne sprechiamo una quantità enorme. Allora, qual è l'alternativa? Al di là di quello che è una giusta considerazione fatta dal Papa, ma il Papa non può dire che inquinare è un peccato mortale? Prego. Ma un peccato mortale no, perché tecnicamente ci sono delle... Ma siccome ci porterà alla morte, quindi mortale comunque... Semmai mortifero, ecco, sì, è un peccato mortifero. E il Papa lo fa con questa nuova esortazione, non aggiunge nulla alla, si chiama alla Laudato Si di 8 anni fa, in termini di temi. Quello che fa è portare i dati scientifici, dimostrare in questi 8 anni non siamo cambiati, anzi in alcuni casi stiamo peggiorando. Sì. E questo ci porterà a un cambiamento radicale del mondo e in molti casi ad un cambiamento che non è più reversibile. E dunque bisogna stare molto attenti, stiamo uccidendo veramente la possibilità della vita in molti luoghi.
e perché per l'abuso delle risorse, per il tagliare delle foreste, e stiamo cambiando, incidendo sul clima in maniera indelebile e occorre cambiare. Sì, perché diciamo che non c'è, quando noi abbiamo riscaldato il pianeta si parla di 1 grado, ma se io vado sugli Appennini vedo che certe montagne hanno cambiato di 20 gradi, quindi la media del pianeta non dà, diciamo, l'esatta situazione in cui avviene in certe zone, tipo le foreste amazzoniche piuttosto che i deserti, eccetera, che si stanno allargando. Ma il problema è fondamentale che come facciamo a tornare indietro? Lei diceva che è irreversibile, perché non c'è un sistema per raffreddare la Terra. Quindi quando l'avremo riscaldata così è e così rimane, se non ci sarà anche un abbrivio, cioè continuerà un po' alla volta a scaldarsi anche se noi ci dovessimo fermare. Prego. Questo è vero, è anche vero che si può fermare questo riscaldamento, i tempi sono lunghi, chiaramente, perché il riscaldamento è dovuto in modo particolare a dei componenti che noi mettiamo nell'atmosfera, ma anche è dovuto, per esempio tagliando le piante, a una mancata riflessione della luce del sole che viene assorbita dalla terra e dai mari, c'è l'acidificazione dei mari, dunque tutto questo richiede tempo per essere trasformato e tornare indietro al livello del 1800, diciamo, dove c'era ancora un clima più tradizionale, chiamiamolo. Però dobbiamo fare qualcosa, perché ormai il cambiamento del clima non può più essere negato, anche se c'è gente che dice non è vero, sono cose naturali, non è vero invece, c'è. E c'è anche laddove non c'è un inquinamento, perché siamo collegati, la casa comune. Vuol dire che quello che faccio io in Italia si riflette poi anche in Africa, in Asia. Certo. Ricordo che quando io sono arrivato in Kenya nel 91 non c'erano zanzare a Nairobi, c'era troppo freddo. Adesso ci sono le zanzare, si è alzata la temperatura e con queste sono arrivate anche le zanzare. Quindi inquinamento, quindi malattie. Malattie, soprattutto la malaria, che colpisce. La malaria è la malattia che uccide più bambini in Africa, questo spesso non viene detto, ma la maggioranza dei bambini sotto i 5 anni in Africa che muore per malattia muore di malaria. E dunque portare la malaria a Nairobi, una città di 5 milioni di abitanti, vuol dire aumentare la possibilità che questo si ripercuota poi sui bambini. Un genocidio. In pratica sì, e questo è vero in tante altre parti del mondo, non è soltanto il Kenya. E dunque bisogna stare attenti, ma poi c'è il calo della qualità della vita. Insomma, uno sente la differenza quando è in mezzo a una foresta dove c'è ancora un polmone verde e quando va in città, la pesantezza dell'aria. E questo vuol dire anche malattie cardiovascolari, polmonari, eccetera. Dunque tutta la vita umana, e non solo umana, che viene colpita. Ma il condannare, torno al discorso se è un peccato o non è un peccato mortale, il condannare questa cosa anche da un punto di vista etico e religioso non potrebbe essere un contributo perché la gente incomincia a meditare maggiormente su quello che sta inconsciamente facendo, perché stiamo danneggiando il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Il Papa questo l'ha fatto in un certo qual modo, sia nella Laudato Si che nella Laudate Deum. Posso leggere semmai un passaggio, e si parla di paradigma tecnocratico, e cioè della tecnologia che sta diventando quella che controlla il mondo. E dice il Papa, si tratta di un modo di comprendere la vita e l'azione umana che è deviato e contraddice la realtà fino al punto di rovinarla, è il punto 20, paragrafo 20, e dice poi, pertanto un ambiente sano è anche il prodotto dell'interazione dell'uomo con l'ambiente. Cioè ci ricorda che tutta la tecnologia digitale, la tecnologia degli motori, dell'energia, eccetera, non sempre è positiva. Magari c'è un guadagno momentaneo, il lavoro, qualcosa di questo tipo, ma il risultato poi, ciò che questo comporta,
è negativo. E dunque uscire dalla tecnocrazia e diventare di nuovo capaci di governare il mondo e anche la tecnologia. Quindi il mondo torna ad essere più umano. Certo. Ma allora questa intelligenza artificiale cosa servirà quando l'uomo non c'è più sul pianeta? Questa è una domanda molto ampia, perché l'intelligenza artificiale l'abbiamo creata, ormai è presente e il problema sarà controllarla. Sì. Ricordo un libro di Orwell Sì. che ci diceva come la tecnologia può essere usata per ingabbiare l'essere umano. 1983. 84. Ecco, e questo in qualche modo già succede. Ci sono dei paesi dove la tecnologia è usata per controllare ogni singolo cittadino, come la Cina, Sì. dove nulla sfugge dell'azione di una persona. E questo è tremendo, perché si toglie la libertà, si toglie la spontaneità, ma poi si entra nell'intimità della vita della persona, e quando un governo fa così chiaramente non c'è più libertà. Ma non c'è neanche più l'evoluzione umana, l'evoluzione del pensiero umano. Sì. Perché poi una persona non è più in grado anche di esprimersi in maniera corretta, c'è la paura. E a pensare di conseguenza. Esatto. Ecco, quindi diciamo che l'uomo si sta lentamente suicidando. Se continuiamo così sì, sarà un suicidio, nel senso che la nostra generazione sarà l'ultima che ha visto un mondo normale. Mentre le generazioni che vengono dopo di noi troveranno un mondo mai rovinato e distrutto in certi casi, perché la bellezza del mondo, quando viene utilizzata in maniera sbagliata, poi sparisce, non c'è più. Allora, noi andremo in paradiso o andiamo all'inferno? Questa è una domanda, qui fa tutte domande difficili stasera. Io credo che andremo alla fine in paradiso, perché il Papa ci ricorda in questa esortazione che c'è l'aspetto della fede, che non può essere tolto, e dunque l'essere umano potrebbe anche essere un essere che usa il suo potere per distruggere, ma alla fine chi vince è Dio. Dio ha creato l'universo non perché venga distrutto, ma perché trovi compimento in questo che viene chiamato il Cristo cosmico, un Cristo che coglie tutto l'universo. E dunque Dio non lascerà che si arrivi alla catastrofe. D'altra parte, dopo il diluvio, Dio disse mai più ci sarà una distruzione del mondo. Prese il suo arco e lo mise tra cielo e terra, l'arcobaleno, per dire che c'è un patto ormai con Dio. Chiaramente questa è una visione di fede e ha poco a che fare con la scienza, con la tecnocrazia e con una politica che si è ormai venduta al guadagno, che è in mano alle grandi multinazionali. Io sono dell'avviso che Dio non è buono. Non è buono. No, non è buono. Dio è giusto, che è molto di più della bontà. C'è un bellissimo libro, Attenti ai buoni. L'uso della bontà è una parola un po' difficile da interpretare. Io credo che Dio sia giusto e quindi speriamo che ci dia una mano a uscirne. Ma c'è una storiella rabbinica che dice che se Dio fosse giusto avrebbe dovuto distruggere il mondo tante volte. Egli non è giusto e misericordioso. Allora lei mi provoca. Allora quando Dio disse io voglio creare l'uomo, no? E gli angeli, i suoi, diciamo, dice ma non ti bastiamo noi? Perché devi costruire una cosa? E quando lui lo fece, no? Ci fu la divisione degli angeli che stavano dalla parte di Dio e gli angeli che stavano dall'altra parte contro l'uomo. E qui è nato l'inferno, giusto? Questa è proprio teologia pura. Sì. Gli angeli che protestarono dicevano se viene l'uomo non ci sarà più la pace. Certo. Ma gli altri angeli dicevano ma chi costruirà l'amore se non ci sono? E dunque l'angelo dell'amore diceva abbiamo bisogno dell'essere umano. Certo. È bello invece vedere come nella Genesi si dica che Dio praticamente ha bisogno dell'essere umano, non perché ha bisogno lui, ma come può essere veramente un Dio che ama se non ha un corrispondente del suo amore? E dunque si è autolimitato per far spazio all'essere umano. Certo. E dunque non credo che Dio permetterà la distruzione dell'ambiente, ma senz'altro noi abbiamo la possibilità di farlo. E in questi giorni poi
con questa discussione sulle guerre, terza guerra mondiale possibile, l'uso delle armi nucleari, veramente siamo a un passo da una distruzione immane. Certo, certo. Ma speriamo che ci dia una mano, perché ho paura che ci abbia un po' abbandonato, si è dimenticato di noi, o si è pentito forse, chi lo sa. Quando Dio cammina in fianco a noi, quando vediamo un solo si chiama segno di orme, vuol dire che ci accompagna in alto, ci alza. Certo, certo. Va bene, grazie. Grazie della sua partecipazione, e soprattutto quello che è importante è che Papa Francesco abbia parlato in questo senso, perché vuol dire che la saggezza, al di là di quello che poi sono le teologie, la saggezza è una cosa importante da divulgare, e la saggezza vuol dire pensare ai nostri figli e ai nostri nipoti e lasciare un pianeta vivibile per tutti, perché non è generosità, è diritto. Grazie. Prego. Certo, grazie a Giuseppe Caramazza per essere stato con noi, e ricordiamo tra l'altro che il Pontefice come dire, nutre molta fiducia nella prossima il prossimo COP, la COP28, l'Assemblea per il clima, che si terrà a Dubai in novembre, e confida nella saggezza dei grandi per poter cambiare le cose, perché il cittadino può fare qualcosa, ma sono soprattutto i potenti, diciamo tra virgolette, chi tira le fila, diciamo, di questa della nostra vita e delle società, che devono cambiare per poter invertire questa rotta. Grazie ancora a Giuseppe Caramazza, missionario comboniano, già direttore di Nigrizia. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo e ci occupiamo delle banche e del fondo indennizzo risparmiatori, perché sembra ci siano altri soldi da dividere, non solo i 200-300 milioni che sono avanzati dalla prima tranche, diciamo, chiamiamola così, dai primi fondi che sono stati stanziati, ma ce ne sarebbero degli altri, ne parliamo tra poco.